Il secondo consiglio è che se vi interessa questo tipo di manufatti li potete trovare in vendita in internet, vi metterò il link sotto su dove riuscite a reperirli. E l'altra questione è legata alla differenza tra selce e ossidiana. Questi due sono abbastanza facilmente riconoscibili, la selce è più scura e anche più dura, mentre l'ossidiana è più vetrosa ed è anche un po' più fragile, però taglia molto meglio, solo che si consuma più in fretta. Un terzo invitato è questa punta di freccia in cristallo di rocca o acqua di rocca che veniva usata in antichità, nella preistoria, e che aveva probabilmente un significato anche particolare. Ad esempio vi è questo pugnale realizzato interamente in cristallo di rocca, ritrovato in Spagna, ed è probabilmente un pugnale con funzione cerimoniale.